Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a cercare di capire che cosa passa nella mente di un grande maestro quando analizza una posizione. Kotov, un grandissimo giocatore, era molto critico nei confronti dei giocatori che quando analizzavano una posizione passavano da una variante all'altra saltellando poi ritornando indietro e vedeva questo come una grande perdita di tempo. In realtà, passando da una variante all'altra e ripassando ancora, si possono vedere cose che diciamo in un primo momento non si sono viste. E andiamo a rendere pratico questo concetto. La partita è presa il diagramma è preso da una partita del 1990 tra Seiravan, un bravissimo commentatore di partite, gran maestro, e Timman. E andiamo a vedere, qui tocca al bianco giocare. Facciamo insieme le considerazioni che ha fatto il grande maestro bianco in questa posizione. Cerchiamo di capire in che modo ha pensato. Come faccio a sapere questo? Perché essenzialmente il grande maestro su Inside Chess spiegò letteralmente quale fu il suo processo decisionale per scegliere questa mossa. Allora, prima cosa che pensò, prima diamo un'occhiata. C'è un cavallo che può catturare un alfiere che può catturare un cavallo, un pedone che può catturare su D7, una torre che potrebbe essere sacrificata su D7, una donna che da B5 può rafforzare l'attacco su D7, un alfiere intrappolato, quindi probabilmente dovrà essere liberato con spinte di pedoni, una torre che ha la colonna libera, una torre intrappolata. Insomma, questi sono gli elementi della situazione. Quindi il bianco, nel scegliere adesso la mossa, la prima che vide, quindi la prima variante che andò ad esaminare fu la cattura su D7 con scacco e alfiere D7. Questa variante appena vista è stata totalmente scartata. Perché? Perché essenzialmente vai a fare un favore al nero, no? Cioè tu togli questo pedone e gli sviluppi gratuitamente un alfiere, quando quell'alfiere dovrebbe stare lì a casa cuccia senza, vedi, quell'alfiere è totalmente bloccato, così gli regali un tempo e quindi questa è stata totalmente scartata, questa ipotesi. Poi qual è stata la seconda mossa che è stata esaminata dal grande maestro? Esaminò che cosa poteva accadere dopo la cattura su E5. Per esempio, cattura su E5, donna per E5, F4. F4 protegge l'alfiere e minaccia la donna. Ok, ora questo tutto nella mente del grande maestro, noi lo stiamo vedendo con le mosse fatte, ma questo tutto nella mente. Per esempio, se adesso non so, donna F5 E4, per esempio cavallo per E4 e alfiere di 3 con assoluta mossa vincente, possibilità di mettere anche la torre qui e quindi attaccare. Insomma, questa sarebbe una linea vincente, però questo se il nero collabora, ma se il nero invece fa la mossa migliore, perché noi dobbiamo sempre considerare che il nostro avversario faccia la mossa migliore, e in questo caso la miglior mossa è donna in E6. Non sembra forte, ma è la migliore mossa difensiva. Dunque, all'alba di tutto ciò, anche questa mossa fu scartata. Torniamo indietro alla nostra situazione iniziale. Allora a questo punto, dopo aver visto che cosa accadeva sulla cattura di pedone su D7, dopo aver visto che cosa accadeva con la cattura di cavallo su E5, non resta altro che provare a vedere che cosa accade dopo E4, con l'idea è quella di andare a giocare cattura d'alfiere, la donna cattura e liberare il pedone in F4. Ci sei? Mi segui? Ok, quindi immaginiamoci ora una mossa qualsiasi, come non so, facciamo un arrocco da parte del nero. Supponiamo che il nero faccia arrocco, qui semplicemente appunto catturiamo, cattura, F4, donna E6, ancora una volta. Perché la donna non può andare lei a catturare questo pedone? Beh, perché si prende questa bellissima impedonatura e in più alfiere di 3 è veramente molto molto forte. Quindi a seguito di questa mossa donna E6 e su donna E6 c'è alfiere C4 che è veramente una mossa molto forte, quindi qui il nero sarebbe in grave difficoltà, ma c'è sempre da considerare la risposta migliore.
La risposta migliore dopo E4 semplicemente è D per C6. Il problema delle varianti non forzanti, cioè che tu fai una mossa e il tuo avversario può rispondere in tanti altri modi, è che non hai mai la certezza che il tuo avversario poi giochi quella determinata mossa. E infatti la banale cattura essenzialmente va a smorzare tutto l'attacco del nero e quindi è un casino, è un casino. Dunque abbiamo visto un po' di situazioni, abbiamo visto la cattura qui, abbiamo visto la cattura qui, abbiamo visto la spinta su E4 e questa è probabilmente una delle classiche situazioni in cui ti sarai ritrovato anche tu almeno una volta nella tua carriera scacchistica, cioè di calcolare e di vedere che nessuna delle mosse porta in realtà a un concreto vantaggio, nonostante tu ti riesci a capire che sei in una posizione superiore. E allora a questo punto che cosa bisogna fare? A questo punto, continuando a saltare da una variante all'altra, si arriva ad un'altra continuazione che ancora non abbiamo esaminato, che in realtà è un mix qualitativo delle varianti viste in precedenza. Ti faccio vedere. Alla fine il bianco decide di catturare il pedone. È vero, l'aveva scartata perché permetteva al nero di sviluppare subito l'alfiere, ti ricordi? Però, adesso andremo a vedere come con alcune possibilità, alcuni rami di questa variante, il nero riesce ad avere buone iniziative. Seguo alfiere per D7 e adesso, attenzione, E3. Dunque, dopo aver valutato tutte le possibilità, quindi spinte 4, catture, mega catture, E3. Perché? Serve a preparare la mossa forte alfiere G5 che va in F4, creando pressione su questo alfiere e andando ad aprire la colonna E. E in più, ora per esempio, se il nero fa finta di nulla, per esempio vuole continuare con un arrocco, semplicemente perde un pezzo perché cavallo per E5, donna per, e ora si cattura il cavallo e qualsiasi sia la ricattura, che di pedone che di donna, si perde un pezzo. Noi rimaniamo con un alfiere superiore. Anche l'arrocco lungo non funziona, poiché si perde comunque un pezzo. E che pezzo? Ti faccio vedere. Alfiere a 6 scacco. Adesso il re si deve spostare. Cattura, e se cattura di donna, bam, si prende questa bellissima inchiodatura. Motivo per cui dopo questa mossa E3 molto tagliente, visto come è tagliente, il nero decide di giocare torre di 8 per supportare questi sacrifici e il punto di 7. E attenzione come continua il bianco, siamo arrivati al punto culminante della situazione. Ora una mossa semplice di routine probabilmente non sarebbe così decisiva come sacrificio di qualità su D7. Questa mossa assicura al bianco una buona iniziativa. Per esempio, torre D7, alfiere per B5 inchiodando la torre con l'idea di riprendersi la qualità al momento giusto, alfiere D6 per chiudere la colonna D, comunque ci piazziamo la torre su colonna D, arrocco e ora è il momento di catturare. Cattura su D7 e ora attenzione, guarda cosa succede se con la cattura di donna. Innanzitutto c'è sempre questa possibilità, ma c'è anche di meglio. Alfiere F4 con attacco doppio su questo alfiere. L'alfiere ovviamente non si può togliere poiché dietro c'è la donna, bisogna proteggere questo alfiere, per esempio con un cavallo in E4, e ora c'è ancora un'ulteriore intensificazione su questo attacco con donna D5. La donna attacca, la torre attacca, l'alfiere attacca. E non solo, la donna da qui attacca anche il cavallo, perciò un semplice torre di 8 non sarebbe sufficiente, poiché il bianco riuscirebbe a passare in vantaggio. Dunque, ricapitolando tutto ciò che abbiamo detto, da questa situazione il bianco ha prima dato un'occhiata a cosa poteva accadere dopo questa, poi ha dato un'occhiata a cosa poteva accadere dopo questa, poi ha dato un'occhiata subito ai 4. Alla fine di tutto ciò ha capito che E3, con la possibilità di giocare alfiere F4, con la possibilità soprattutto di far uscire
il proprio alfiere Campochiaro era la soluzione migliore, e ovviamente ha guardato anche la possibilità di sacrificare su D7. Dunque, secondo alcuni grandi maestri, una volta che hai esaminato delle varianti e le hai scartate, non devi più ritornare sui tuoi passi. In questo caso abbiamo visto come ritornare sui propri passi ha aiutato a trovare alla fine la linea vincente. Bene ragazzi, spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Noi ci vediamo presto, non so dirvi se domani, ma molto presto, con un altro nuovo video. Ciao! Nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!